L'attacco finora ne abbiamo contate 17 morte, però ce ne sono parecchie ferite, tra cui sicuramente un 4-5 vanno battute, assolutamente. C'è sempre un film dell'orrore vedere tutti quei capi con le budella a penzoloni o addirittura col collo squarciato. È una mattanza con pochissimi precedenti, quella registrata sul versante trevigiano del Cansiglio, nel mirino in particolare l'azienda dell'Antonio in territorio di Fregona. Oltre ai 17 capi martoriati ce ne sono altrettanti che hanno riportato ferite, diverse le pecore destinate all'abbattimento, come racconta anche Milo Veronese, che gestisce un agriturismo vicino e storico rappresentante degli allevatori. I lupi, dice, stanno cambiando pericolosamente abitudini. Il problema è che probabilmente i cervi iniziano a scarseggiare, vuoi perché ne hanno mangiati tanti, vuoi perché il cervo non è stupido e quindi si sposta, e adesso probabilmente hanno capito che si possono attaccare animali anche più facili da predare, nel senso che non possono nemmeno scappare, sono all'interno di una recinzione e quindi, essendo il lupo un animale opportunista, chiaramente ne approfitta. Molto probabilmente qui c'era anche un bel branco, forse anche con i piccoli, e si sono divertiti parecchio. La segnalazione ovviamente è partita alle autorità competenti, a poco è servita anche la recinzione elettrificata, ma la questione ha molteplici aspetti e tocca l'umore di chi vive e lavora nelle terre alte. C'è anche, diciamo, una parte affettiva, al di là di quello che pensa la gente, cioè noi parliamo con i nostri animali. Spesso e volentieri vedere degli animali su cui contavi anche, vederli in quelle condizioni, beh, il cuore assolutamente, insomma. Il danno poi è pure ambientale e riguarda la sopravvivenza di intere comunità. La politica deve capire che comunque in qualche maniera bisogna intervenire. Non è possibile lasciare che il lupo si espanda continuamente, perché questi fanno cuccioli tutti gli anni e quindi chiaramente il problema aumenta. Dobbiamo in qualche maniera trovare il sistema di eliminare un po' di lupi. Le leggi si fanno e si possono anche cambiare. Cioè, rischiamo con il lupo il completo abbandono della montagna da parte degli allevatori.